preferibile che rimaniate comodi per rimanere più attenti. Giudici, capitolo 6, leggeremo dal verso 11 fino alla fine del capitolo, poi salteremo nel capitolo 7 al versetto 9 e leggeremo fino al verso 15. Giudici, settimo libro della Bibbia, capitolo 6, dal verso 11. Poi venne l'angelo del Signore, si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas Abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian». Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?» Egli rispose: «Ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gedeone a lui: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti». E il Signore disse: «Aspetterò finché tu ritorni». Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce azime e mettile su questa roccia e versavi su il brodo». Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: «Misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia». Il Signore gli disse: «Stai in pace, non temere, non morirai». Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. Quella stessa notte il Signore gli disse: «Prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal, che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto, usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto». Allora Gedeone prese 10 uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno, per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Quando la gente della città l'indomani mattina si alzò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito, che l'idolo postovi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. Si dissero l'un l'altro: «Chi ha fatto questo?» Dopo essersi informati e dopo aver fatto delle ricerche, fu loro detto: «Gedeone, figlio di Joas, ha fatto questo». Allora la gente della città disse a Joas: «Conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino». Joas
rispose a tutti quelli che insorgevano contro di lui: volete difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è un dio, difenda egli stesso la sua causa, visto che hanno demolito il suo altare. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Jerubbaal, perché si disse: difenda Baal la sua causa contro di lui, visto che egli ha demolito il suo altare. Tutti i Madianiti, gli Amalechiti e i popoli dell'Oriente si radunarono, attraversarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Ma lo Spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri nelle tribù di Asher, di Zabulon e di Neftali, e anche queste salirono a incontrarli. Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco io metterò un vello di lana sull'aia. Se cede la rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò presto, strizzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: non si accenda l'ira tua contro di me, io non parlerò che questa volta soltanto. Permetti che io faccia un'altra prova con il vello. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno. Dio fece così quella notte. Il vello soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Nel capitolo 7 passiamo al versetto 9. Il Signore aveva ridotto a 300 l'esercito di 32.000 persone di Gedeone e poi dice così: quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: alzati, piomba sull'accampamento perché io l'ho messo nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con Pura tuo servo e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con Pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento. I Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette, e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva: ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian, giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra. Il suo compagno gli rispose e gli disse: questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Ioas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse: alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Preghiamo il Signore. Signore, parlaci attraverso l'esempio di Gedeone. Parlaci di te, del tuo amore, Signore, della tua cura così particolare. Signore, vogliamo uscire da questo luogo incoraggiati, non scoraggiati, Signore. Vogliamo uscire da questo luogo con le idee chiare e non confusi, Signore. E abbiamo bisogno che tu intervenga nella nostra vita. Signore, aiutami a condividere con i miei fratelli e le mie sorelle la tua parola. Abbiamo bisogno di un pane che viene dal cielo, non di parole umane, Signore, ma di qualcosa che è il seme dell'eternità. Te lo chiedo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù. Amen. Era necessario leggere un ampio brano di questa storia perché evidenzieremo quello che il Signore ha messo nel mio cuore
di questa storia. Noi la conosciamo questa storia, la storia del vello, la storia del Signore che si presenta e che Gedeone non lo riconosce, la storia che poi ha dato nome al gruppo dei Gedeoni, questi 300 che convocò alla fine Gedeone, li armò soltanto di una fiaccola e di una brocca e di una tromba, e con queste armi, chiamiamole così, riuscirono a vincere un esercito enorme. Conosciamo tanti aspetti della storia di Gedeone, ma mentre leggevo questa storia, mentre andavo avanti nell'incontro di Gedeone con l'angelo del Signore che era Dio stesso, la sua paura di morire perché aveva visto Dio, le sue contestazioni, poi la storia dell'abbattimento dell'altare di Baal e poi il vello, la storia del vello, mentre andavo avanti leggevo tutti questi passaggi, nel mio cuore scendeva una profonda consolazione, perché mentre la storia presentava le parole, le azioni di Gedeone, il Signore mi ha fatto vedere Dio stesso all'opera nella vita di Gedeone, per incoraggiarlo. Dio vuole incoraggiare. Ecco perché raramente lo faccio, poi a volte sono costretto a farlo per le registrazioni, ma raramente do un titolo a una predicazione, ma questa volta c'è un titolo per questa predicazione, è una domanda: chi ha bisogno di incoraggiamento? Dio vuole incoraggiare. E il nostro Dio è un Dio che incoraggia. E la storia di Gedeone ce lo mostra in un modo meraviglioso. Ho contato solo nel capitolo 6, o meglio nella parte del capitolo 6 che riguarda Gedeone, quindi neanche in tutto il capitolo, ma nella seconda parte del capitolo 6, ben 7 incoraggiamenti da parte del Signore. E poi dopo ce n'è ancora. La domanda che fa dopo nel capitolo 7 a Gedeone: vai, io ti do nelle mani l'accampamento di Madian. E poi dice il Signore: ma se hai paura, fa questo prima. Un altro incoraggiamento. Dicevo, ne ho contati 7 soltanto nel capitolo 6. Al verso 12, uomo forte e valoroso. Quando uno è scoraggiato, abbattuto, indebolito, quanto coraggio dà ricevere questa parola, uno che ti definisce uomo forte e valoroso. Al versetto 14, va con questa tua forza, e ancora lo incoraggia. Al capitolo 18, Gedeone dice: vado a casa, vado a prepararti un capretto, delle focacce. Non è che era una cosa da 10 minuti, non c'erano i forni a microonde a quel tempo, bisognava uccidere un animale, bisognava impastare delle focacce, bisognava infornarle, ci volevano forse 1, 2, se non 3 o 4 ore. E ancora il Signore gli dice: aspetterò finché tu ritorni. Ancora, al versetto 23, lui si era reso conto di aver visto in faccia Dio. E il popolo di Israele sapeva che nessuno poteva vedere in faccia Dio e vivere. E il Signore gli dice: stai in pace, non temere, non morirai. Poi un altro incoraggiamento, ancora al verso 27. Qui il Signore non parla, gli dà un ordine: vai e distruggi l'altare. Ed è scritto: ma Gedeone, non osando farlo di giorno perché aveva paura di suo padre, e aveva paura del popolo, della città, lo fece di notte, e il Signore non intervenne. Il Signore non lo rimproverò dicendo: ma ci sono io con te, ti ho mandato io, devi farlo alla luce del sole per dare testimonianza. Gedeone aveva paura, lo fece di notte, e il Signore lo incoraggiò, non dicendogli nulla. Ancora, al verso 38, il passo del vello. Che prova! Signore, solo il vello bagnato e il resto asciutto. Quasi a sfidare il Signore, a mettere alla prova le capacità del Signore. E il Signore glielo concesse.
Noi non dobbiamo vivere per velli. Quando il Signore parla ci dobbiamo fidare di Lui. Ma Gedeone aveva bisogno di essere incoraggiato e il Signore gli concesse un vello. E noi avremmo detto: Signore, sei grande. Gedeone ancora no. E dice ancora: Signore, parlerò ancora una volta soltanto. Aveva capito che era su un terreno pericoloso. Facciamo al contrario, il vello asciutto, l'aia bagnata. Ed è scritto: Dio fece così quella notte. 7 incoraggiamenti. Dio ci vuole incoraggiare. Il nostro Dio è un Dio che incoraggia. Quando Egli ci chiama a sé e chiede una risposta da noi, Dio è impegnato a incoraggiarci perché noi diamo quella risposta. Amen. Questa mattina il Signore vuole incoraggiare me e vuole incoraggiare te. Questa mattina il Signore si mostrerà largo nell'incoraggiare, perché Egli che ci chiama vuole che ci mettiamo al suo seguito, lo vuole Lui. Ecco perché ci incoraggia. Quando il Signore ci chiama, non ci chiama in un modo crudele, cinico, dicendo: ora t'ho chiamato, arrangiati, le cose le sai, guai a te se non lo fai. Lui vuole che camminiamo con Lui, Lui vuole che diamo il nostro cuore a Lui, Lui vuole che lo serviamo, è Lui che lo vuole più ancora di noi. Ecco perché ci incoraggia a farlo, una volta dopo l'altra. E questa mattina lo farà ancora una volta, con la storia di Gedeone. Ci vuole incoraggiare. Ma la prima cosa che dobbiamo dire è che l'incoraggiamento del Signore non è una giustificazione per chi si vuole tirare indietro. Dio chiamò Gedeone a liberare la sua tribù dagli oppressori, dai Madianiti. E quella era la chiamata del Signore, non un'altra. Dio non disse a Gedeone: voglio avere a che fare con te, voglio che facciamo delle cose insieme, ho un po' di cose da fare, te le presento. No, quando il Signore ci chiama in un modo particolare, preciso. Egli ci chiama per nome. Quando ci chiama a salvezza, vuole che noi accettiamo Lui come Salvatore. Quando ci chiama a servirlo, ci chiamerà a servirlo nella direzione che Lui ha deciso per noi. Egli non ci fa delle proposte, Egli non guarda la nostra indole, Egli non guarda quello che vogliamo fare, Egli ci chiama nel suo piano, nel suo progetto. E l'incoraggiamento del Signore non è una giustificazione a tirarci indietro. La chiamata del Signore a Gedeone fu quella e non un'altra. Io sono sicuro che un uomo confuso e scoraggiato come Gedeone avrebbe scelto tutt'altra chiamata. Avrebbe detto: io sono più adatto a tritare il grano, lo preparo per i soldati, trovati un condottiero, preparati un esercito e io sarò lì pronto nelle retrovie a dare da mangiare, a preparare focacce per l'esercito. Io sono adatto a quello, ma Dio non l'aveva chiamato a quello. L'incoraggiamento del Signore: uomo forte, uomo valoroso, io sarò con te, ti concedo il vello, ti concedo se hai paura di muoverti inizialmente di notte. Non era per giustificare il suo tirarsi indietro, era per incoraggiarlo a fare quello che il Signore aveva deciso. Quando il Signore ci incoraggia, i suoi incoraggiamenti non sono mai nella direzione del: se non ce la fai non fa niente, ti amo, ti ho voluto incoraggiare, pazienza. E non è mai nella direzione di dire: proviamoci, se non ce la fai c'è un piano di riserva. Non è mai questo il motivo per cui il Signore ci incoraggia. Il Signore ci incoraggia perché noi possiamo trovare la forza di seguire Lui in quello che Lui vuole per noi. È sempre stato così. Quando Elia cadde in depressione, il Signore lo incoraggiò. Il Signore gli diede la forza di camminare nel deserto. Il Signore si rivelò a lui
come un suono dolce e sommesso, tutti segnali di grande incoraggiamento. Ma mai una volta il Signore disse: Elia, forse il peso che ti ho messo addosso è troppo gravoso per te, lasciamo stare, ti chiamo in un'altra nazione, ti chiamo a un altro servizio. Mai lo incoraggiò in questo. Lo incoraggiò perché gli trovasse la forza per tornare indietro e continuare a camminare dietro al Signore. Quando Agar fuggì da Sara perché le parole della sua padrona erano troppo dure, il Signore la incoraggiò lì nel deserto quando era incinta, era già affaticata da sé, ma il Signore la incoraggiò dicendole però: io sarò con te, ma tu devi tornare dalla tua padrona. E incoraggiò in questo modo il Signore, mai giustificando chi voleva tirarsi indietro. Quando Geremia fu deluso dai suoi connazionali, il Signore in quel momento gli accese il cuore, glielo infiammò, al punto che Geremia disse: Signore, io razionalmente vorrei lasciare tutto, vorrei non avere più niente a che fare con queste persone, ma perché il mio cuore è così incoraggiato? Perché il mio cuore è così ardente? Io non posso tacere, andrò avanti. E poi c'è Pietro. Quanto fu incoraggiato il Signore da Pietro? Scusate, Pietro dal Signore. Quando rinnegò Gesù, il Signore innanzitutto disse a Maria Maddalena: vai dai miei fratelli e da Pietro. E quando lo incontrò sulla spiaggia, gli disse: vieni con me un attimo. I giovani direbbero: vieni nel tugurio. Se lo prese a parte il Signore e gli disse: mi ami, mi vuoi bene, 3 volte. Ma in queste 3 volte non giustificò mai il suo andare indietro, ma gli disse: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecore. Lo incoraggiò ad andare avanti, non lo giustificò mai. E lo stesso vuole fare il Signore questa mattina con me e con te. Egli ti chiama, Egli mi chiama, Egli ci chiama tutti insieme e ci vuole incoraggiare. Non vuole giustificare il nostro fermarci, il nostro andare indietro, ci vuole incoraggiare. Sto con te, ti darò la forza, ti incoraggerò. Hai bisogno di un segno, te lo darò. Hai bisogno che io sia paziente con te, lo sarò. Ma non cambio piano, non cambio idea, non cambio progetto. Continua a ubbidirmi, continua a seguirmi. Gloria a Dio. L'incoraggiamento del Signore, seconda cosa, è paziente accompagnamento per chi non ha piena comprensione. Perché il Signore lo sa che tante volte Egli stesso non rivela il suo piano fino alla fine, perché non lo potremmo comprendere, perché saremmo travolti dalla grandezza del piano di Dio. A volte abbiamo un'opinione troppo alta di noi stessi. Pensiamo che possiamo addirittura reggere le cose grandi e meravigliose del Signore. Vi dico una cosa che forse urterà qualcuno: noi non riusciremmo a reggere le cose meravigliose del Signore perché sono troppo grandi per noi. Sono troppo grandi. Gli occhi non sarebbero sufficienti per guardare quanto vasto è il piano di Dio. E quindi tante cose non sono ben comprensibili per noi, perché a volte è il Signore che non le rende ben comprensibili, per aiutarci. A volte non sono comprensibili perché siamo immaturi noi, o siamo troppo legati alla nostra visione. E allora Lui, passo passo, ci avvicina al suo piano, dandoci la forza. Come fece nell'accampamento dei Madianiti: sono tuoi, Gedeone, prendili, sono per te. Ma se non comprendi bene, avvicinati un attimo, ascolta, perché quell'esercito che ti sembrerà pure sterminato sta già tremando. Io te l'ho dato nelle mani. E questa mattina il Signore vuole che il suo incoraggiamento sia per noi un accompagnamento da parte sua a comprendere
passo passo il suo piano per noi. Ecco perché ci incoraggia. Ci sono alcuni che forse sono più avanti nella fede e guardano qualcuno indietro e dicono: ma è così chiaro che Dio vuole questo, Dio vuole quello, si sbrighino. Grazie a Dio il Signore non fa così, ci accompagna. Guarda, se sei davvero tu che hai parlato, aspetta, voglio offrirti un sacrificio. Ma poi quel sacrificio era per mangiarlo, perché Gedeone non aveva ben capito che era davanti a Dio. Ma quel sacrificio non fu mangiato e il Signore gli fece comprendere: io ti ho aspettato. Quel sacrificio non te l'ho chiesto e non l'ho mangiato perché tu possa sapere che io avevo provato il tuo sacrificio. Lo brucio col bastone per farti sapere che io ho aspettato te, non il tuo sacrificio, e ho avuto pazienza con te e ti ho accompagnato. Quanto è buono il Signore. È Lui che ci vuole portare nel suo piano, ecco perché ci incoraggia. Il Signore non fa affari con noi, non gli vengono vantaggi dal nostro seguirlo. Se noi lo serviamo o non lo serviamo, l'opera sua andrà avanti. Ma ecco perché ci incoraggia, perché Lui vuole che camminiamo con Lui. Lui ci vuole salvare, Lui ci vuole amare, Lui ci vuole consigliare. Ecco perché ci incoraggia, perché noi non ci facciamo indietro o non ci distraiamo. Egli vuole incoraggiarci perché rimaniamo vicini a Lui. E sempre fa così, perché sa che tante volte siamo immaturi. E allora Lui si avvicina a noi, anche sopportando amorevolmente la nostra immaturità. Quante volte è successo? Vi ricordate Samuele? Samuele, quando il Signore scelse Saul, era il profeta più felice del mondo. Probabilmente era il primo dei profeti, storicamente, quindi sicuramente era felice. Ma quando fu scelto Saul, Samuele disse: il Signore ha la stessa linea d'onda che ho io. Io e lui abbiamo la stessa visione. Serviva un re più alto degli altri dalla spalla in su, forte, valoroso, virile. Sceglie Saul, sono d'accordo. E si affezionò a Saul. Ma quando Saul si sviò, Samuele, nella sua immaturità, non voleva accettare l'idea e pregava per Saul, e pregava per Saul. E il Signore sopportò quelle preghiere fino a quando gli disse: senti, adesso ti accompagno nel mio piano perché ti faccio vedere che c'è un uomo secondo il mio cuore. Basta pregare per Saul. Ma non gli disse: basta pregare per Saul, sei un immaturo. Gli disse: basta pregare per Saul, ti faccio vedere il prossimo. Ci vollero 10 anni prima che poi Davide salisse al trono. Ci vollero 10 anni. Ma Dio accompagnò Samuele nella comprensione del suo piano, dicendogli non soltanto basta pregare per questa cosa, ma gli disse: basta pregare per questa cosa, c'è dell'altro in serbo. Ma quando poi Samuele andò a casa di Isai, vide il primogenito e disse: io e il Signore siamo sulla stessa linea d'onda. Questo senz'altro è il nuovo re di Israele. E il Signore gli disse: Samuele, non farti ingannare dalla sua apparenza, perché l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Uno dopo l'altro i figli di Isai passarono e non ce ne fu nessuno. Alla fine Samuele disse: ma sono questi tutti i tuoi figli? No, ce n'è uno, ma non l'ho chiamato, è un ragazzino, è anche ingentilito nei modi, non è un uomo di guerra, è un poeta, è un pastorello, chiamalo. E Dio ebbe pazienza per incoraggiare il suo servo Samuele a comprendere il suo piano. L'arrogante Mosè, in gioventù principe d'Egitto, voleva subito accelerare i tempi di Dio e liberare subito Israele. Ci dice il Nuovo Testamento che Mosè sapeva già in gioventù
Dio gli aveva già fatto sentire la chiamata a liberare Israele, ma non era il tempo di Dio e lui non l'aveva capito. E allora Dio con pazienza lo tolse dall'Egitto, lo portò nel deserto, lo svuotò di tutta la sua arroganza, di tutta la sua regalità pagana e poi nel passo del pruno lo incoraggiò piano piano a capire: adesso Mosè, adesso è il tempo e avrai bisogno di un bastone e avrai bisogno dei miei miracoli, e lo incoraggiò piano piano a comprendere. E ancora Pietro, ve lo ricordate Pietro negli Atti degli Apostoli? Signore, io non entrerò mai in casa dei pagani, io non mangerò mai nulla di impuro. Pietro non sapeva che di lì a poche ore doveva entrare in una casa romana e non ci sarebbe mai entrato, ma Dio lo incoraggiò prima, lo incoraggiò con una visione per 3 volte, questa visione, e il Signore gli parlò: Pietro, ammazza e mangia. No, Signore, non ho mai mangiato nulla di impuro, ti voglio incoraggiare, piano piano comprendi il mio piano, ammazza e mangia, ammazza e mangia. E mentre lui diceva: ma questa visione cosa vuol dire? Bussarono alla porta e il Signore lo stava incoraggiando con quella visione a comprendere il suo piano. E lo stesso vuole fare il Signore con noi questa mattina, ci vuole incoraggiare. Ci dobbiamo fidare di Lui però. Molti pensano di correre. Ma Dio ti vuole incoraggiare questa mattina. Ti darà le cose che ti mancano perché tu possa fare il passo successivo, vedere il capitolo successivo. Piano piano Egli ti incoraggerà, Egli non ti sconvolgerà, Egli ti incoraggerà. Infine, l'incoraggiamento del Signore è comprensione perfetta dei nostri limiti. A volte andiamo dal Signore col tentativo di nascondere i nostri limiti, ma Dio li conosce meglio di noi. Dio sa tutto di noi. Sapeva della paura di Gedeone e lo chiama forte e valoroso. Lo chiamò di notte, se leggete la scrittura, perché egli agisse di giorno. Ma egli fece passare il giorno e agì di notte perché aveva paura. Quando lo incontrò la prima volta, aveva paura. Era nascosto, dice la parola, nello strettoio, non trebbiava nell'aia, ma si era messo in una nicchia, nascosto per non farsi vedere, aveva paura. E dopo che il Signore l'aveva chiamato, era ancora un uomo pieno di paura. E quando il Signore gli disse che il piano di Dio per lui non era di renderlo un uomo valoroso storicamente, di renderlo un trionfante condottiero, ma il piano di Dio era che la gloria tornasse al Signore. E quando gli tolse dai 32.000 soldati, gliene lasciò soltanto 300. Gedeone, che già aveva paura prima, aveva ancora paura. E il Signore gli disse: ora vai e conquista. E gli fece sapere: ma se hai paura, avvicinati. Io ho dato un sogno a un uomo e ho dato un'interpretazione a un altro uomo, e tu casualmente ti troverai lì ad ascoltare il sogno e l'interpretazione, perché io lo so che hai paura. Dio conosce i nostri limiti. Ecco perché ci vuole incoraggiare. Non dobbiamo andare al Signore come dei supereroi. Lui è il nostro eroe. Il trionfo è suo, la gloria è sua. Noi abbiamo paura. Noi abbiamo dei limiti e Dio lo sa. Ecco perché ci incoraggia. Ci dà una buona parola. È paziente. Ci aspetta. A volte chiediamo dei segni che non dovremmo chiedere e a volte ce li concede, perché conosce i nostri limiti. Quando Israele si avvicinò a Canaan, il Signore dice: io non vi darò il paese tutto insieme, anzi vi farò fare un giro largo, perché vedendo tutti i popoli che dovrete incontrare,
io so che vi scoraggereste e non voglio che vi scoraggiate. E allora ho tracciato un altro percorso che sarà un percorso di piccoli incoraggiamenti e voi uno per uno vedrete i miei incoraggiamenti e uno per uno incontrerete i popoli e uno per uno li conquisterete e voi vedrete la mia gloria, ma io conosco i vostri limiti e ho percorso questo tragitto proprio per incoraggiarvi. E così fu: la manna, le quaglie, la colonna, la nuvola e poi le prime conquiste. Molto prima di arrivare in Canaan sconfissero 2 re e la fama di quella vittoria arrivò molto prima di Israele in Canaan e tutti già sapevano, prima ancora di varcare il Giordano, e uno per uno le mura di Gerico e poi le altre città una per una, perché Dio conosce i nostri limiti, sa che non ce l'avremmo fatta tutto insieme e allora poco per volta ci incoraggia. Dio ti vuole incoraggiare questa mattina, perché conosce i tuoi limiti come conosce i miei e ti porterà un passo per volta. Quando Aronne vide davanti ai suoi occhi il fuoco di Dio uccidere i suoi primi figli, è scritto in Levitico 10, era la prima volta che ci fu il fuoco sull'altare, era la prima volta in assoluto, non c'erano precedenti, nessuno l'aveva mai fatto prima. E questi 2 figli di Aronne, Nadab e Abiù, decisero di mettere del fuoco estraneo che Dio non aveva ordinato, ma Dio l'aveva detto prima, ma nessuno lo sapeva. Furono superficiali, non fecero la volontà del Signore, misero il fuoco che volevano loro nell'opera di Dio e un fuoco li sterminò davanti agli occhi del Padre. E Dio aveva ordinato che i sacerdoti mangiassero la carne dei sacrifici. Era il segno che Dio approvava il sacrificio degli israeliti. Mosè disse ad Aronne in quel giorno di lutto, a lui e all'altro figlio rimasto: fate il rito, ci sono i sacrifici. L'opera mia va avanti, se i tuoi figli sono morti per disubbidienza. E quell'uomo fece il rito levitico, offrì, fece tutto e ubbidì al Signore, ma nel suo cuore c'era il dolore di un lutto. E quando alla fine della giornata rimase la carne dei sacrifici che il sacerdote, il sommo sacerdote, doveva mangiare, non la mangiò. Non ce la fece, diceva: non posso, oggi per me è il giorno di lutto, i miei 2 figli sono morti davanti ai miei occhi, mentre servivano il Signore, nella loro superficialità sì, ma io ho servito ancora il Signore, sono qui, sono rimasto in piedi, ho fatto quello che mi è stato chiesto di fare, ma non ce la faccio proprio a mangiare oggi, il mio cuore è in lutto. Mosè lo seppe, si adirò con suo fratello, perché anche tu hai disubbidito al Signore. E Aronne rispose: ho fatto tutto quello che dovevo fare oggi. Questa parte era una parte per me, non per il popolo. Non ce l'ho fatta a mangiare la carne. Il mio cuore era troppo sanguinante per la morte dei miei figli. Ed è scritto che quando udì queste parole Mosè si acquietò. Dio non punì Aronne perché aveva compreso il limite di quell'uomo, il dolore di un padre. Quella volta, ma solo quella volta, passò oltre e lo incoraggiò dicendo: continua a servirmi, anche se oggi non hai mangiato di quella carne. Conosco il tuo cuore, conosco il tuo peso. Dio conosce i nostri limiti, ecco perché ci vuole incoraggiare. Quando Gedeone comprese che si era trovato davanti a Dio, lo disse subito: io ho parlato così a Dio, gli ho detto: non sono sicuro di quello che dici, se sei proprio tu aspetta il sacrificio. L'ho guardato in faccia, doveva morire Gedeone. Dio lo disse già a Mosè: nessun uomo può vedermi e vivere.
Ma Dio lo incoraggiò quel giorno, Gedeone, e gli disse: stai in pace, non morirai. Anche se avresti dovuto, non morirai. E Gedeone chiamò quel luogo Signore Pace. Che Dio conosce i nostri limiti. E ancora Pietro. Vi ricordate quando baldanzoso andò dal Signore dicendo: se anche gli altri, Signore, moriranno, io morirò con te. Se ti abbandoneranno, ti rinnegheranno, io sarò con te. E il Signore gli disse: Pietro, guarda che Satana ha chiesto di vagliarti, e ti anticipo che sei un uomo limitato, cadrai, mi rinnegherai, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e non rimarrai nella fede, cadrai, ma ti convertirai. Quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Conosceva i limiti di Pietro e lo incoraggiò: ho pregato per te. Dio è un Dio di incoraggiamento. Dio ci vuole incoraggiare. Dio ti vuole incoraggiare questa mattina. Egli è paziente. Egli ci sopporta. Concedetemi questa espressione. Egli ci sopporta. La nostra immaturità, la nostra superficialità, la nostra mancanza di fiducia nel suo piano, la nostra resistenza alla sua grazia. Egli continua a incoraggiarci, continua a chiamarci, continua a dire: non ti abbandono, hai bisogno di più forza, te la do, hai bisogno di un segno, non dovresti perché la mia parola è sufficiente, ma se sei ancora immaturo te lo do e non mi stanco. Ma questa non deve essere la nostra regola. Non fu la regola neanche nella vita di Gedeone, perché il Signore incoraggiò con pazienza il suo servitore fino a quando, in Giudici capitolo 7 verso 15, avvennero due cose. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, prima cosa, adorò Dio. Divenne quello che Dio voleva che divenisse, un adoratore. La seconda cosa, tornò all'accampamento di Israele, senza dubbi, senza prove, senza paura, e non aveva ancora incontrato l'esercito avversario, non erano ancora andati ai bordi del campo di battaglia, non aveva visto ancora niente, ma era un Gedeone diverso. Alzatevi, perché il Signore ha messo nelle nostre mani l'accampamento di Madian. Né forse, probabilmente, forse qualcuno morirà. Alzatevi, il Signore ci ha dato la vittoria. Un uomo nuovo, un uomo incoraggiato, un uomo senza paura, un uomo che seguiva il Signore, un uomo che confidava nel Signore, un uomo che adorava il Signore. Per questo Dio ci incoraggia questa mattina, perché noi arriviamo a Giudici 7:15. Noi torniamo a casa questa mattina pieni di coraggio, pieni di forza. Dio ci incoraggia. Ci alziamo in piedi.